poi invento un ritornello che così non ci penso, nemmeno troppo bello, si appiccica il cervello. Bentornato, Tommy V. Ciao. Ciao. E per la squadra C, Laura Barriale e Raffaello. Cominciare. Sì, cominci male proprio adesso. Ecco, allora. Anche perché chiamiamo colui che mantiene l'ordine in studio, Andres Demond. Vabbè. Molto bene. Uno gestisce l'ordine, l'altro le regole. Il nostro giudice Alessandro Fullin. Un uomo di antica eleganza. Molto bene. Posso chiederle subito, giudice, che tipo di giudice sarà stasera? Avrò il buon umore di Marchione durante uno sciopero generale, questo ho deciso. Allora possiamo dare ufficialmente via alla gara? Assolutamente, con i poteri conferitemi da Angela Merkel dichiaro aperta la puntata con il motto Eine Scene wird fahren. Che poi significa in italiano? Spero che tu possa mangiare questa sera un agnello e del capriolo. Molto bene, molto bene, cominciamo a giocare subito. E la prima carta di oggi si chiama Conosci i tuoi compagni di gioco. Allora, permettimi una variazione sul tema, perché una volta, non mi ricordo in che occasione fosse, ma Tommy V mi ha detto: Pina, mi curi un'arancia? Te lo ricordi? Puoi aver pronunciato questa frase? Non lo so. Curare un'arancia. Ma io non mangio le arance. No, però curare, o una mela? Può essere, sì. Curare perché in vuol dialetto dire... si dice pulire, Ecco. Sbucciare. Ecco. Sbucciare, quindi curare Potrebbe un'arancia. essere. Di dove sei, Tonon? Tu Di Milano. Ok, quindi... Non devi dirlo così come se fosse... di Milano. Cosa Scusa, diresti? Venezia. Come fa? Quindi portuale perché l'arancio è napoletano portuale. Portuale. Esatto, perché dai portoghesi, eccetera. Sì. Pulire come si può dire? Amamunà. Ammunà. In dialetto stretto. Ok, no, ma noi vogliamo solo lo stretto, quello proprio pesante. Perché per Laura invece? Pelar. Bene, ora che ci siamo chiariti sulla terminologia, possiamo pelare la puntata e cominciare. Allora, per conoscere meglio i giocatori di oggi, ognuno di voi dovrà rispondere su qualcun altro con vero o falso. Cominciamo da Tommy. Tommy, è vero o falso che Raffaello Tonon è stato assessore e dopo soli 2 mesi è stato cacciato? Allora però... Non si può... No. Allora io ti spiego una cosa. Se mi tiri veramente fuori dai gangheri, io mi tocca chiamare Andre e farti fare brutto. No. Però voglio dire, non ho fatto niente di che. Non si può suggerire, Vabbè, Tonon. comunque Cosa? No, dice... Andre? Posso dire? Purtroppo me l'hai chiamata fuori dai denti. Andre, fai brutto a Tonon. Non lo faccio più. Non lo faccio più. Non lo faccio più. Però Pia, posso dire bravo? Grazie, Andre. E anche dalle maestre pie c'è una disciplina del E genere. adesso hai capito che aria tira? Guarda da questa parte, Tommy, e rispondi. Allora, permettimi, nonostante la Mise, che lo fa sembrare una persona seria, io poi col tempo ho avuto modo di conoscere questo individuo e quindi mi sa che è vera sta cosa, che si è fatto infatti cacciare. è vero e non solo, è anche inquietante, perché tu eri assessore, dimmi se sbaglio, No, tu no? dimmi. Assessore alla comunicazione, legalità e grandi eventi. Ma davvero? Dei grandi, dove vai? No, stai qua! Io ho proposto di organizzare delle cozzate sulla spiaggia e da lì mi hanno tolto. Beh, vabbè, Era un grande stupendo. Io evento. ti ringrazio per riconfermarti uno dei nostri amici. Sì, è uno dei preferiti. Grazie. Tocca a Scene dell'altro Raffaello. mondo, vai. Allora, Raffaello, è vero o falso che Laura Barriales ha dichiarato: "Ah, se Belen non avesse fatto scandali, adesso non sarebbe dov'è"? È vero.
È vero? L'ha detto? L'hai detto, signorina? Allora, No, prima di se in l'hai una detto. intervista sul Corriere della Sera la giornalista mi ha chiesto: ma secondo te se Belen non avesse fatto tanti scandali sarebbe dove è? Ho detto ovviamente no. E allora, Allora- molto bene, molto bene, perché la verità va premiata. Mi facevate chiamare il ragazzo. Prova a immaginarti chi mi sono dovuta fare io per condurre questo programma, un inferno, un inferno. E andiamo avanti. Raffaello Tonon, tocca a te. È vero o falso che dopo il burrascoso scioglimento del suo gruppo, Tommy V si è fatto chiamare appunto Tommy V perché l'ha vista per vendetta? Ma no, è falso. Va bene, va bene, va bene. Può essere una persona vendicativa, ma no, è buonissimo. È buono come il pane. Perché è Tommaso Vianello, lo ricordiamo, è per quello. Tommaso Vianello. Proseguiamo? Laura, tocca a te. È vero o falso che uno dei grandi successi di Raffaello si intitola O vuoi bene ancora? O va bene ancora, un po' napoletano, vero. E infatti è vero, ed è la mia canzone preferita. Ti prego, La ti tua prego. canzone preferita, come non posso dedicarsela un po', dai, Pina. Ragazzi, tachicardia. Tachicardia. Da A pure cappella. Pure se t'ha fatto. Pure si t'ha fatto male, tu bene ancora, pace ci può fare. Perché senza che st'amore manca, un minuto non ti fidi sta. Mamma mia, mamma mia. No ragazzi, per me adesso, da adesso in poi è tutto in salita, una fatica micidiale tra i Raffaello, lo tacchi conosci il e dialetto napoletano tu? Chiaro, lui lo parla benissimo. Io sono un profondo conoscitore. Anche perché ricordiamo che l'assessore a Mazzara, cioè un Non posto ci hai vicino a capito niente Milano. allora. No, ma là in la tua Sicilia. foto sul cuscino che te va te va stanotte stanotte prima prima. da dormire che e te fermi tutte le Tocca a te. A tutto c'è un limite! Allora cominciamo, baci! Giudice, tocca a lei. Pina, state al vostro posto! decidiamo. Bene, ecco, la sera è stata una manche incredibile, a me mi girava la testa come la palla Carrà e quindi posso dire che pari merito AEC! Benissimo, benissimo. Andiamo avanti. La prossima carta si chiama Momento del Capitano. Allora, siccome adesso abbiamo riso fino adesso finalmente un momento di seria tensione. Un fascio di luce colpirà chi deve rispondere. Vai, capitano. Fai lo spiritoso, Tommy, via, tocca proprio a te. Ho paura, beh. l'atmosfera era un po' così beh. suggestiva. E allora, Diego? Per ricordare i bei tempi in cui da ragazzino cantavi e ballavi di fronte allo specchio, interpreta solo con il labiale la canzone che Nientology ha scelto per te. Allora, stiamo parlando di lip sync, che è, diciamo, la nuova dimensione del playback, no? Sì, infatti. Ok, allora io ti voglio aiutare, ti facilito. Spero di Ti conoscere do il pezzo. l'esempio più stiloso che ci può essere di lip sync. Vai. Il campione mondiale, Diego. Prego, Diego. Diamo subito una dimostrazione. Beh, vabbè. Pazzesco! No, Diego, permettimi, veramente, complimenti. Però Diego non ha pudore, tanti non difetti, vale. ma questo lo fai veramente da paura. Bravo, bravo. Grazie. È Tommy, un uomo senza pudore. ti prego di raggiungere il centro, grazie. Non diciamo che cosa ti manca a te invece, vai, va. Allora, Allora, Ma il pezzo, sei sicuro che lo conosco? guarda, se non lo conosci abbiamo un gobbo pronto per te. Ok. Mi raccomando, conta più di tutto l'interpretazione, ok? Abbiamo Vincerò e questo è il brano per te. Facci sognare, Tommy.
Guarda, veramente, grazie. È stata una performance pazzesca. Complimenti. Lo sai che se posso darti contro lo faccio volentieri, Lo so, ma sto giro lo hai so che fatto posso veramente bene.